Ad Agrigento si mantiene costante ed efficace l'attenzione contro i trasgressori della raccolta differenziata. Durante il mese di gennaio la polizia locale ha individuato e sanzionato una trentina di trasgressori delle regole della raccolta differenziata che, non avendo conferito rifiuti in modo idoneo e corretto, hanno violato il regolamento comunale in materia di gestione dei rifiuti e di igiene urbana. Il non corretto conferimento dei rifiuti e la violazione del regolamento comunale comportano sanzioni da 300 a 900 euro a carico di attività commerciali e utenze domestiche. La polizia locale di Agrigento ha intensificato i controlli anche attraverso l'efficace sistema delle fototrappole presenti in modo capillare in città. Sempre nel mese di gennaio sono oltre 20 le informative trasmesse alla Procura della Repubblica di Agrigento per casi di abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale. In tale ambito e grazie alla nuova normativa la pena è stata inasprita con ammende da 4.000 a 10.000 euro in alcuni casi, è anche previsto il sequestro del veicolo. All'ufficio ecologia sono state inviate circa 20 segnalazioni per interventi di bonifica effettuati a carico dei responsabili che avevano creato delle discariche abusive. Il sindaco di Agrigento Miccichè plaude pertanto all'operato della polizia locale nell'attività di contrasto verso coloro che deturpano l'ambiente, non rispettando le regole della raccolta differenziata, e aggiunge: il comune di Agrigento è e sarà sempre più determinato nel prevenire e reprimere le irregolarità relative al conferimento dei rifiuti a tutela del decoro cittadino, della salute pubblica e anche come forma di rispetto verso la maggioranza della città che rispetta le regole e paga la tassa sui rifiuti.